costruttivo e proficuo, così il governatore Zaia e il ministro Boccia hanno definito il loro incontro per parlare dell'autonomia. Il presidente del Veneto ha consegnato una nuova bozza. La Regione resta ferma nella richiesta delle 23 materie, mentre il ministro Boccia non mette freni, evidenziando però che non deve trattarsi solo di una riforma ideologica. Dopo l'incontro col presidente Zaia, il ministro Boccia si è trasferito a Mestre per riferire l'esito dell'incontro agli esponenti veneti di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Malmenato, derubato e tenuto per ore in ostaggio da due giovanissimi di Musile all'uscita di una discoteca e l'incubo vissuto da un 45enne trevigiano, i due ventenni autori del gesto sono stati arrestati. È di Luigino Drago il corpo ritrovato in mare nel fine settimana, si tratta dunque del sub scomparso al largo di Chioggia. Ripresa a pieno regime l'attività della Banca degli Occhi di Mestre dopo il clamoroso furto di sofisticatissime strumentazioni mediche avvenuto con un raid notturno a fine marzo. Un centro di informatica musicale multimediale per i più giovani e un'esposizione d'arte in collaborazione con la Biennale di Venezia. Ecco com'è cambiato il parco della Bissuola di Mestre. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Antenna 3, siamo in diretta edizione veneziana dei nostri telegiornali e partiamo dall'incontro definito positivo e proficuo dal governatore Zaia con il ministro Boccia per affrontare il tema dell'autonomia. Il presidente del Veneto ha consegnato al rappresentante del governo una nuova bozza. Penso sia fondamentale parlare col ministro, io mi sento tranquillo, solo i pessimisti non fanno fortuna, provate a pensare alle Olimpiadi. Il governatore Zaia ha esordito così questa mattina a Palazzo Balbi, prima dell'incontro a porte chiuse insieme alla delegazione trattante con il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, il primo dei 3 incontri con i governatori che stanno portando avanti le proposte di autonomia, Veneto, Emilia e Lombardia. A Boccia è stata consegnata una copia del documento sull'autonomia, un incontro nonostante le tensioni degli ultimi giorni che si è rivelato utile, ha commentato il ministro una volta uscito. Incontro proficuo, costruttivo, di totale collaborazione, che siamo entrati nel merito, e quando si entra nel merito inevitabilmente le persone di buonsenso che hanno a cuore il nostro Paese trovano delle soluzioni. È un ottimo primo incontro e ora lavoreranno i tecnici. Penso che sia chiaro a tutti che il governo non casualmente non ha convocato nessuno. Io sono venuto qui a Venezia, sono venuto in Veneto, più tardi andrò a Bologna ed non è solo un gesto simbolico, è un gesto di cortesia istituzionale, perché noi vogliamo ripartire dalle proposte che le regioni avevano fatto. Il presidente Zaia mi ha consegnato la proposta della regione Veneto, io gli ho trasmesso i rilievi, i 36 rilievi che ho trovato, e però tutto questo appartiene alla storia che abbiamo alle spalle. Io non voglio perdere tempo, sono venuto qui perché penso che l'autonomia differenziata sia un punto fermo del programma del nostro governo e perché vogliamo farla, e vogliamo farla bene e vogliamo farla in maniera coerente, ma deve diventare lotta alle diseguaglianze. Correremo, non perderemo tempo. Stempera i toni dei giorni precedenti anche il presidente Zaia. L'incontro è stato positivo, sensor rose fioriranno, penso che la regola sia sempre la stessa, la nostra unica volontà è quella di portare a casa l'autonomia. Abbiamo fatto un bel lavoro, il ministro ha riconosciuto che comunque questa è una regione che ha lavorato e che è stata apripista per la partita dell'autonomia, sono 30 anni che tentiamo questa operazione. È pur vero che dovremmo confrontarci, oggi ho consegnato al ministro l'intesa, la nostra bozza di intesa, la proposta di intesa, in una brochure che cita anche tutti gli incontri che si sono fatti e tutte le riunioni e gli incontri tecnici. Nella bozza di intesa ci sono 68 articoli e ricordo che il primo articolo, è la novità che ho voluto far inserire, parla chiaramente di quello che risulta essere, anche se volete, quasi inutile, perché è previsto dalla legge ma l'ha fatto inserire come primo articolo: coesione, solidarietà, unità nazionale, sussidiarietà. Quindi lo dice già nel primo articolo, premesso che tutte queste robe vanno rispettate, adesso dico si può parlare di autonomia.
La Regione resta ferma nella richiesta delle 23 materie, mentre il ministro Boccia non mette freni, evidenziando però che non deve trattarsi solo di una riforma ideologica. 84 pagine e nessun passo indietro del Veneto nella nuova bozza sull'autonomia consegnata al ministro Boccia, con la richiesta di tutte e 23 le materie. Non può neanche passare il principio che l'abito di uno deve andare bene a tutti. Se lavorisci un po', magari puoi sfiancartelo un po' l'abito, puoi sistemartelo, ma tu non puoi elaborare 3-4 tagli all'abito perché hai solo quello in magazzino, vuol dire che non sei un buon negozio. Per il ministro, come anche per Zaia, il numero delle materie non deve però diventare un'ideologia. Non è importante il numero di materie, ma è importante quello che riusciamo a costruire. So che questo tema è diventato quasi un totem per alcuni, io penso che, anche perché ci sono delle materie invisibili, nel senso che sono più che altro responsabilità amministrative, no? Che cambiano di livello istituzionale. Io non ne farei una battaglia ideologica, mi interessa... Ci sono alcune che rimarranno sicuramente fuori, secondo lei? Non lo so, dipenderà dai livelli essenziali delle prestazioni. Zaia ha poi evidenziato come volere l'autonomia sia una responsabilità, non il contrario. Noi non stiamo lavorando, come diceva qualcuno, maldestramente per creare il paese di serie A e di serie B, non stiamo lavorando per la secessione dei ricchi, noi stiamo lavorando affinché l'autonomia diventi responsabilità. Però guardate, se c'è volontà di andare avanti noi ci siamo, se c'è volontà di tirare il freno d'emergenza del treno in continuazione, l'abbiamo già vissuta tante volte queste esperienze e le affronteremo di giorno in giorno. E l'autonomia, credetemi, la porteremo a casa. Secondo me, l'abbiamo dimostrato alle Olimpiadi, sarà ancora più facile, l'importante è fare 2 o 3 mosse giuste. Il ministro Boccia ha spiegato come mai le trattative si fossero poi arenate. La riforma dell'autonomia differenziata era finita nelle sabbie mobili e noi la stiamo recuperando dalle sabbie mobili e dovete darci il tempo fisico di tirar via le cose non più utilizzabili dai confronti anche costruttivi che c'erano stati, però oggettivamente se era tutto finito nelle sabbie mobili è perché c'erano stati dei rilievi che io questa mattina ho trasmesso al Presidente Zaia, perché ho accolto molto favorevolmente la sua schiettezza e spero che lui abbia accolto molto favorevolmente la mia schiettezza. E al termine del colloquio col Presidente Zaia, proprio il Ministro Boccia si è trasferito in un hotel di Mestre per riferire l'esito del confronto agli esponenti veneti di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Io personalmente ho detto che è bene che da un punto di vista del metodo il Ministro abbia scelto per primo il Veneto per venire a dirci che un'autonomia è possibile partendo dall'applicazione di un articolo della Costituzione che guarda caso il centro-sinistra ha incardinato in Costituzione, che è il 116, certo in una coesione che tenga assieme tutto lo Stato e che non voglia surrettiziamente dividerlo. Alla fine della riunione a porte chiuse in un albergo di Mestre, l'ottimismo sul futuro dell'autonomia prevale tra i parlamentari e i consiglieri regionali di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Al termine del colloquio con Zaia e prima di trasferirsi in Emilia, il ministro Boccia li ha incontrati per fare il punto della situazione. Cosa vi ha detto e che cosa avete detto al Ministro durante questo incontro? Di immediatamente portare a casa un'autonomia che il territorio, ma soprattutto i cittadini, chiedono con grandissima forza. Le risposte sono state ottime, infatti il Ministro ha parlato anche col Governatore Zaia, oltre che con noi, dicendo che la strada è sgombra e che entro brevissimi tempi finalmente riusciremo ad avere quell'autonomia che viene richiesta a grande voce. Un'autonomia che deve dare voce ai territori, sostengono con forza in Casa PD, mettendo mano anche alle province. In tutto questo processo qui non c'è solo il rapporto tra la Regione e lo Stato, c'è il rapporto anche con le autonomie, perché il vero federalismo è il federalismo che giunge nei territori. Guai a trasformare la Regione Veneto in una specie di neocentralismo regionale che attraverso magari delle agenzie regionali copia le brutte tesi dei ministeri. Che la strada intrapresa sia comunque quella giusta è un punto di convergenza dei 2 azionisti di maggioranza del governo Conte bis, perché, dicono i 5 Stelle, alcuni rilievi che avevano bloccato l'autonomia erano arrivati dai ministri leghisti Bussetti, Centinaio e Giorgetti. Prima avevamo un interlocutore che aveva tutto l'interesse a far saltare il banco della trattativa per poter cavalcare ancora la protesta. Oggi questo rischio non c'è più, stiamo andando sui contenuti spediti per arrivare a una cosa che i cittadini chiedono da tanto tempo e adesso meritano. È possibile parlare già di tempistiche?
Beh, noi vorremmo che per Natale... E vi ricordo il quesito del nostro sondaggio di questa sera dedicato proprio all'autonomia, sondaggio che abbiamo lanciato già nell'edizione del Veneto del nostro telegiornale. L'autonomia arriverà dal governo giallo-rosso? Vi stiamo chiedendo. Come sempre, per rispondere sì chiamate lo 0422 1626 691, per esprimere il vostro no 0422 1626 690. È sufficiente, ve lo ricordo, fare uno squillo, anche se sentirete poi occupato, il vostro voto sarà registrato e il risultato finale del sondaggio alle 22 all'interno di Ring in prima serata su Antena 3. Veniamo ora alla cronaca. Malmenato, derubato e tenuto per ore in ostaggio di due giovanissimi è l'incubo che ha vissuto un 45enne trevigiano. I due ventenni autori del gesto sono stati arrestati. Una notte di terrore, quella vissuta tra sabato e domenica da un operaio 45enne di Breda di Piave, tenuto in ostaggio a bordo della sua auto da due giovanissimi. L'uomo, dopo aver trascorso la serata in una discoteca di Spresiano, rendendosi conto di essere troppo stanco per guidare, preferisce riposare a bordo della propria vettura prima di rincasare. All'improvviso il suo sonno viene brutalmente interrotto da due ragazzi di 20 e 23 anni residenti a Maddaloni in provincia di Caserta, nella Marca, da quanto loro stessi racconteranno agli investigatori in cerca di lavoro. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di San Donà di Piave che si stanno occupando delle indagini, i due, dopo essere entrati nell'auto, avrebbero iniziato a chiedere all'uomo un passaggio, ma di fronte al rifiuto avrebbero iniziato a malmenarlo. Poi, dopo averlo fatto spostare sul sedile del passeggero, si sarebbero impossessati del suo cellulare, delle chiavi di casa e di quelle dell'auto e del portafoglio. A quel punto avrebbero messo in moto, insieme al 45enne sarebbero partiti. Durante il viaggio, in più occasioni, avrebbero ripetutamente colpito l'operaio, chiedendo di fornire loro il PIN del bancomat e del banco posta. Una volta giunti a Capossile, i due avrebbero parcheggiato la vettura davanti ad un bar e sarebbero scesi, lasciando a bordo l'uomo che a quel punto ha iniziato a chiedere aiuto. I gesti e il viso tumefatto del 45enne hanno attirato l'attenzione di un passante che ha immediatamente chiamato il 112. In pochi minuti una pattuglia dei carabinieri giunge sul posto e poco dopo raggiunge e blocca i due giovani che si erano allontanati a piedi. I due sono stati arrestati, i militari hanno recuperato il portafoglio e le chiavi del 45enne trasportato all'ospedale con una prognosi di 15 giorni per le ferite riportate. Le indagini dei carabinieri però non si fermano qui, resta da capire se nei giorni scorsi si siano verificati altri episodi simili o se si tratti di un gesto isolato. E ora torniamo sulla vicenda del nuotatore Manuel Bortuzzo, la ricorderete. Per gli aggressori è stata chiesta una condanna a 20 anni di reclusione. Si tratta di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, accusati del tentato duplice omicidio del giovane nuotatore e della fidanzata Martina Rossi, aggravato dall'aver agito per motivi abietti e futili. Avvenuto la notte tra il 2 e il 3 febbraio scorsi all'Ax a sud-ovest di Roma. Bortuzzo fu ferito gravemente ed è rimasto paralizzato alle gambe. La Procura di Roma contesta ai due imputati anche la premeditazione, la detenzione e la ricettazione di arma da fuoco, oltre che la rissa. Ora ci fermiamo per qualche istante, ma torneremo tra pochissimo con altre notizie. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, ben ritrovati di nuovo in diretta. Ripartiamo dalla cronaca, è del sub scomparso una settimana fa a largo di Chioggia, il cadavere ritrovato in mare questo fine settimana. E di Luigino Drago, il cadavere recuperato sabato mattina dalla Guardia Costiera al largo di Barricata a Porto Tolle. Il riconoscimento è stato effettuato dalla moglie e dalla figlia all'obitorio dell'ospedale di Chioggia. Luigino Drago aveva 68 anni, era scomparso domenica 15 settembre inghiottito dalle acque a 5 chilometri dalla costa nelle zone di Tegnue a Chioggia. Risalendo rapidamente dall'immersione aveva appena fatto in tempo a dire all'amico che si trovava in barca che si sentiva male prima di inabissarsi nuovamente. Immediate le ricerche, da subito rivelatesi difficili per il maltempo e la torbidità dell'acqua, ricerche che si sono infatti concluse solo una settimana dopo, quando il corpo del sub è stato avvistato a 25 miglia dalle Tegnue da un uomo al timone di una barca da diporto. Accertamenti sono ora in corso per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e la causa che ha portato al decesso.
Voltiamo pagina, sono riprese a pieno regime le attività della Banca degli Occhi di Mestre dopo il clamoroso furto di sofisticatissime strumentazioni mediche avvenuto con un raid notturno a fine marzo. Quello messo a segno alle 4 di una notte di fine marzo era stato un colpo durissimo per la Banca degli Occhi del Veneto, prima banca in Europa per numero di cornee raccolte e distribuite. Il furto, con tutta probabilità su commissione, di strumenti medici all'avanguardia per la cura di malattie rare degli occhi e i danni alla struttura, avevano fatto lievitare il conto a circa 700.000 euro. Ma ora le scrivanie desolatamente vuote negli ambulatori di Mestre, che ospitano mediamente 6.000 pazienti all'anno, sono solo un ricordo. Gli ambulatori, che si trovano nell'area dell'ospedale dell'Angelo, hanno ripreso a pieno la propria attività. È ripresa a pieno regime, e però abbiamo anche l'ambizione di dire che stiamo lavorando di più e meglio. Di più e meglio per due ragioni. Primo, il fatto di dover ricominciare da zero ci ha permesso di ripensare alla riorganizzazione dei flussi e della struttura. Secondo, perché la generosità dei cittadini e il fatto di aver lavorato bene in questi anni ci ha permesso, con l'aiuto dell'amministrazione pubblica e delle aziende, di ripristinare una struttura qualitativamente migliore a quella che c'era prima. Un'attività migliore anche per la solidarietà che immediatamente si era manifestata per una struttura tra l'altro premiata nel 2005 con la medaglia d'oro al merito della sanità pubblica da parte del Presidente della Repubblica Ciampi e del Ministro alla Salute Sirchia. Abbiamo avuto molte testimonianze e anche donazioni spontanee che ci hanno veramente sorpreso. Questo è un centro di eccellenza a livello nazionale. Questo è un centro di riferimento che vede pazienti mandati da tutta Italia, in effetti sì. Altri fondi a favore degli ambulatori appena rinnovati della Fondazione Banca degli Occhi arriveranno dalla partita benefica di calcio tra le squadre degli Ingegneri di Venezia e i giornalisti TV Pressing, in programma alle 17 di sabato allo stadio Valmarana di Mira. Torniamo alla cronaca, andiamo un secondo sul web per la notizia di un giovane che ha investito un ciclista ed è scappato, poi è tornato a casa ed è stato naturalmente denunciato. Si tratta di un ragazzo di Mirano che anziché fermarsi a soccorrere il ciclista ha tirato dritto ed è appunto rientrato a casa. I carabinieri lo hanno raggiunto poche ore dopo e lui non ha potuto far altro che confessare naturalmente quello che aveva causato. Siamo sul sito di Venezia Today. All'arrivo dei militari si è giustificato dicendo che temeva ripercussioni in famiglia ed è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga dal luogo dell'incidente. Ora veniamo al centro di informatica musicale multimediale per i più giovani e un'esposizione d'arte in collaborazione con la Biennale di Venezia. È così che è cambiato infatti il parco della Bissuola di Mestre. L'arte e la musica per la rinascita del Parco della Bissuola di Mestre, da centro di degrado a luogo d'arte e di creazioni musicali. Una sfida che ha unito l'impegno del Comune alla Biennale di Venezia, che sbarca a Mestre nei 600 metri quadrati del centro civico con un'esposizione temporanea. Quella che si presenta ora a chi arriva al Parco Albanese è una situazione completamente diversa rispetto a qualche tempo fa. Abbiamo prima dovuto pulire con la polizia, con i cani, con i banganelli, disgraziati di ogni genere, facevano quello che volevano, prepotenti, veramente credetemi, non c'è stato nessun tipo di arroganza da parte nostra, ma qui questa zona, questo parco, ancora c'è molto da fare, però insomma l'abbiamo bonificato prima, poi abbiamo portato le ruspe, non le abbiamo dichiarate, le abbiamo portate, abbiamo buttato giù dei cubi di cemento, dei luoghi dove ci nascondevano veramente proprio teppaglia, si può dire. Per i giovani della città c'è la possibilità di ascoltare e produrre musica in 2 sale attrezzate in quello che è stato denominato il CIM, Centro di Informatica Musicale Multimediale. Per inaugurare questo centro, di cui c'è il gemello all'Arsenale, abbiamo organizzato questa mostra nella quale appunto attraverso l'elettronica si cerca di dare visione spaziale e di luci alla musica elettronica, un esercizio che va avanti da tempo e che trova ormai in artisti molto qualificati delle persone molto impegnate a realizzare opere. È un tema affascinante questo che aiuta anche a creare, come dire, miglior dialogo e più intenso dialogo intorno alla musica. La rassegna propone musiche ed immagini per raccontare il percorso del costume dagli anni 80 ad oggi, dalla disco music a rave, passando per l'house e la techno. Sindaco oggi l'abbiamo sentita anche esperta di musica elettronica con i ragazzi. No, assolutamente. È che quando ero giovane mi sembra di aver fatto un tuffo
nei miei anni insomma, di discoteca e di musica da giovani. Insomma. Penso che tutti debbano venire a vedere questa mostra che abbiamo fatto qua, ma soprattutto i laboratori che i giovani possono venire a vivere. Parlo proprio di bambini, di ragazzi, loro sono nativi digitali molti, per cui sono avanti 10 anni, 100 anni rispetto a noi e vogliamo dargli degli strumenti, dei luoghi dove poter interpretare il futuro. La rassegna sarà aperta fino al 10 novembre, mentre gli spazi musicali pubblici rimangono a disposizione da oggi di tutti i giovani che ne faranno richiesta. Era la notizia della maxi vincita che si è registrata a Chioggia, parliamo di Superenalotto con un 5+1 da 709.000 euro che ha riguardato il concorso del 21 di settembre. Si chiude appunto con una grossa vincita la settimana col Superenalotto. La giocata è stata convalidata in una rivendita di via San Marco a Sottomarina. Pochi giorni prima, tra l'altro, era toccato a Chirignago, lì erano 50.000 euro, qui si parla insomma di oltre 700.000 euro per il fortunato vincitore. Prima di salutarvi vi ricordo nuovamente il quesito del nostro sondaggio che vi abbiamo lanciato questa sera sull'autonomia. Arriverà dal governo giallo-rosso, per il sì digitatelo 0422 1626 691, per il no 0422 1626 690. Sarà sufficiente come sempre fare proprio uno squillo se sentirete occupato. Ricordatevi che il vostro voto sarà comunque valido, sarà comunque registrato e il risultato finale ve lo daremo nel corso di Ring, trasmissione della prima serata di Antena 3 verso le 22. Allora, prima di salutarvi vi ricordo proprio gli ospiti dei nostri programmi serali, perché a 20:10 dopo i nostri telegiornali saranno presenti in studio il senatore Andrea Ferrazzi del Partito Democratico e il consigliere regionale della Lega Riccardo Barbisan. Chiaro che si parlerà naturalmente in questa giornata ancora di autonomia, come autonomia sarà senz'altro tra i temi di Ring. L'attualità politica che torna in prima serata su Antena 3 questa sera alle 21:15, in studio con il nostro Ferdinando Avarino ci sarà Sara Moretto, deputata di Italia Viva, un altro deputato Nicola Pellicani del Partito Democratico e poi l'assessore regionale della Lega Roberto Marcato, Erika Baldini, rappresentante invece del Movimento 5 Stelle e Remo Sernagiotto di Fratelli d'Italia. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per averci seguito e vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Tempo via via più stabile dopo il passaggio perturbato di inizio settimana. La pressione infatti torna ad aumentare. Vediamo il dettaglio di martedì 24 settembre. Sul Veneto sarà asciutto e soleggiato dappertutto, piogge dunque in cessazione. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra i 10 e i 17 gradi, massime comprese invece tra 23 e 24 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento su tutti i settori. Qualche addensamento solamente sulle aree costiere al mattino, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature invariate, minime tra 14 e 17 gradi, massime oscillanti invece tra i 22 e i 24 gradi circa. E torna ad essere buono il tempo anche sul Trentino Alto Adige, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso, qualche foschia mattutina sulle vallate alpine. Temperature minime sui 12 gradi, massime in lieve aumento tra 24 e 25 gradi. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.